C'è il rischio di infiltrazioni terroristiche di lupi solitari, ecco il perché della sospensione di Schengen, spiega il ministro Tajani, ma favoriremo i transfrontalieri. Migranti stipati dentro gli scatoloni a bordo di un furgone, 5 persone, tra cui 3 donne, scoperte dalla polizia di frontiera a Gorizia, arrestati i 2 passer. Serie di rapine nel weekend, le indagini interforze si concentrano su alcuni sospetti di origine nordafricana che gravitano nella zona di Piazza Perugino. Impennata del turismo in Friuli Venezia Giulia, più 16,3% nei primi 3 mesi dell'anno, stando ai dati comunicati oggi dal governatore Massimiliano Fedriga. Comunali in provincia di Trieste, ufficializzati i candidati a sindaco, corsa a 4 a San Dorligo, 2 terzetti in corsa per le 2 municipalità carsiche. Ruspe all'opera allo stabilimento balneare del Crala Trieste per rimuovere le macerie. Il presidente De Ferri attacca, non riapriremo, Torbianelli ci chiami. 100 anni di genialità, concerto omaggio il 9 maggio al Teatro Verdi di Trieste in memoria del grande Lelio Luttazzi. Buonasera, ben ritrovati con il telegiornale di Tele4. Proroga della sospensione di Schengen, rischio terrorismo attraverso la rotta balcanica. Diversi i temi analizzati ai microfoni di Tele4 dal ministro degli esteri Antonio Tajani. Sentiamo. Noi abbiamo paura che ci siano infiltrazioni di terroristi, non di organizzazioni, probabilmente di lupi solitari, però dobbiamo vigilare. Il timore di atti di terrorismo a causa delle tensioni internazionali spinge il ministro degli esteri Antonio Tajani a ribadire la necessità di prorogare i controlli ai confini con la Slovenia. Il flusso migratorio della rotta balcanica può nascondere infiltrazioni pericolose, così il ministro e vice premier a margine di un incontro a Gorizia. Non abbiamo mai sottovalutato la rotta balcanica, abbiamo sempre parlato in tutti gli incontri che abbiamo fatto anche con i nostri interlocutori nei Balcani occidentali, sia essi parte dell'Unione Europea, sia essi i candidati a far parte dell'Unione Europea, la questione migratoria è sempre stata una priorità e la questione chiusura temporanea di Schengen riguarda proprio chi si può inserire in mezzo ai flussi migratori. Nonostante i pericoli, un'altra necessità rimane, quella di garantire il passaggio di chi si deve spostare da un paese all'altro per lavoro. Il clima è quello, poi noi vorremmo che tutto si risolvesse nel modo migliore, però temo che si dovrà ancora prorogare, fermo restando che ci sarà un corridoio preferenziale per i trasfrontalieri. Quanto alle comunicazioni di un'agenzia di stampa di Lubiana, secondo cui l'Italia non avrebbe manifestato alla Slovenia la volontà di proroga della sospensione degli accordi di Schengen, Tajani ha risposto così. Si fanno già le pattuglie congiunte, si sa che è stata sospesa, è stata comunicata credo al ministro delle Piantedosi all'Unione Europea e credo che la Slovenia sapesse bene, perché ci sono già le pattuglie congiunte a fare i controlli. Adesso bisogna vedere se continuare dopo la fine di giugno, se continuare a chiedere la sospensione di Schengen per garantire la sicurezza di tutti. 5 migranti, tra cui 3 donne, sono stati scoperti dalla polizia di frontiera di Gorizia all'interno di scatoloni stipati dentro il vano di carico di un furgone in arrivo dalla Romania. I 2 passer di 22 e di 44 anni sono stati arrestati. Introdotto in territorio nazionale 5 migranti trovati stipati all'interno di un furgoncino nascosti da un muro di scatoloni vuoti. I controlli sono stati effettuati nei giorni scorsi a Gorizia dalla Polizia di Frontiera Isontina unitamente alla Guardia di Finanza di Monfalcone. Dei 5 migranti originari dello Sri Lanka, tra cui 3 donne, tutti erano privi di documenti. Dopo essersi accertati del loro stato di salute, al fine di ricostruire le modalità del trasporto illegale e di identificare gli organizzatori dello stesso, la Polizia di Frontiera ha sentito i 5 migranti, i quali hanno riferito che dopo aver pagato a soggetti sconosciuti una somma di 3.500 euro a persona, fossero partiti dalla Romania, celati all'interno delle scatole poste nel vano di carico. Scatoloni dove erano stati costretti a rimanere per tutta la durata del viaggio, dalla Romania all'Italia, privi dei più elementari sistemi di sicurezza, senza ricambio di aria e bloccati in una posizione che non permetteva loro né alcuna possibilità di movimento, né di soddisfare i primari ed essenziali bisogni fisiologici. I 2 stranieri, arrestati in flagranza di reato, sono stati portati in carcere presso le case circondariali di Gorizia e Trieste in attesa della definizione del procedimento penale. Serie di rapine nel fine settimana, le indagini interforze si concentrano su alcuni sospetti di origine nordafricana che gravitano nella zona di Piazza Perugino. Vediamo.
Si concentrano su alcuni sospetti nordafricani che gravitano nell'orbita di Piazza Perugino le indagini interforze che stanno coinvolgendo polizia, carabinieri e polizia locale sui responsabili della serie di rapine e violenze andate in scena il weekend scorso a Trieste. Quei controlli con tanto di metal detector nelle aiuole fatti vedere in diretta sulla nostra emittente e poi nel corso dei TG alla ricerca di armi, coltelli o martelli evidentemente qualcosa hanno prodotto, mettendo gli investigatori nella giusta direzione. Elementi che ora vengono incrociati con altre denunce e personaggi già noti che gravitano in zona, protagonisti di risse e altri episodi di violenza nell'area del Teatro Sloveno sino alla piazza per arrivare alla parte bassa di via Sette Fontane. Dunque l'analisi delle tante registrazioni, quelle della sorveglianza, degli esercizi pubblici del posto, ma anche i video che i residenti girano con i propri cellulari, tutti elementi utili a stringere il cerchio su un fenomeno criminale che tiene in apprensione l'intera città. A quanto pare, peraltro, i colpi con lo spray al peperoncino avvenuti nella periferia con vittime e carnefici minorenni non rientrerebbero nell'ultima fattispecie. Alla baby gang, per cui procedono in parallelo le indagini, si sovrappone nel centro cittadino una banda composta da elementi più anziani, anche se sempre sotto i 30 anni, che girano rigorosamente provvisti di coltello e quando entrano in azione anche di altri oggetti contundenti atti a spaventare i malcapitati e a farsi consegnare quanto in loro possesso. Aumenta il turismo in Friuli Venezia Giulia e nei primi 3 mesi dell'anno si è registrato un incremento del 16%, con turisti provenienti da paesi sino ad ora poco presenti in regione. Oggi il presidente Fedriga ha presentato la stagione estiva che sarà ricca di concerti e molte attività. Una campagna pubblicitaria spinta e capillare, molti concerti organizzati nelle località turistiche, l'ampliamento delle rotte dell'aeroporto regionale, appuntamenti come trasmissioni televisive, set cinematografici, programmi di divulgazione e documentari, proposte enogastronomiche, escursioni, strutture e servizi. Tutto questo e altro ancora sono gli elementi che stanno portando il Friuli Venezia Giulia ad essere sempre più meta turistica di richiamo e non solo dai vacanzieri consueti provenienti da Austria, Germania e dai Balcani. L'ottimismo profuso oggi dal presidente della regione Massimiliano Fedriga e dall'assessore al turismo Sergio Bini sono motivati dai numeri. Nei primi 3 mesi dell'anno sono aumentate del 16% le presenze turistiche in regione, 1.100.000 presenze, con l'incremento di visitatori da paesi fino ad ora poco rappresentati come l'Argentina, Singapore, il Canada, l'Australia, il Sudafrica e gli Stati Uniti. Non a caso, uno dei paesi dove maggiormente la Giunta ha investito in campagne pubblicitarie. Stiamo lavorando per un'offerta tutto tondo sul Friuli Venezia Giulia, dal mare alla montagna, con per esempio anche un rinnovamento della parte di comunicazione. Il sito per esempio per quanto riguarda il promoturismo, la bike è stato rinnovato. Abbiamo un ampliamento dei paesi di provenienza e devo dire che anche la presenza che abbiamo avuto su medie internazionali, tra cui quella più simbolica ma non l'unica come Times Square, ci ha permesso anche di arrivare a nuovi paesi che sono, devo dire, fuori dalla portata, erano fuori dalla portata del Friuli Venezia Giulia. Oltretutto c'era una serie di eventi importanti con tutti i concerti dei mesi estivi che si svilupperanno in tutta la regione, eventi televisivi che racconteranno il Friuli Venezia Giulia, quindi siamo ottimisti e ovviamente stiamo continuando a lavorare insieme a tutto il comparto produttivo, quindi le imprese che operano nel settore turistico, per ampliare l'offerta e migliorarla. Bilancio di previsione che sorride con la stima di 6,8 milioni di presenze turistiche, più della metà stranieri, fra chi sceglierà il mare, la maggior parte, la montagna, le città o la visita a siti specifici. Spot televisivi che hanno promosso la regione in lungo e in largo con i primi 7 canali nazionali che hanno trasmesso i commercial del Friuli Venezia Giulia, mettendo in luce soprattutto Grado e Lignano. Un ricco calendario di concerti poi è una delle mosse più interessanti che la regione ha operato per attrarre gli amanti dei vari generi musicali. Insomma, la regione punta forte sul turismo e i numeri oggi non fanno altro che avvalorare tale scelta. Ruspe al lavoro allo stabilimento Kral per quella che è una vera e propria corsa contro il tempo. Il presidente Lorenzo De Ferri però è sempre più scettico sulla possibilità di riaprire al pubblico il bagno poi la stagione balneare. Il servizio di Gianluca Paladini. La
siamo sul Bobcat qui al CRAL di Trieste, uno dei mezzi che servono per il ripristino ovviamente dell'area. La pulizia è quasi ultimata, la Ruspa sta lavorando anche questa mattina, perché poi dovranno partire i lavori veri e propri di ripristino di una situazione che ormai è diventata veramente assurda, tra furti, gente che si introduce a tutte le ore del giorno, della notte, e poi ovviamente i danneggiamenti che ben conosciamo. Un conto alla rovescia velocissimo, una corsa contro il tempo per provare a riaprire lo stabilimento e sfruttare quantomeno parte della stagione estiva, ma il cielo all'orizzonte è nero, le speranze si stanno affievolendo. Porto Trieste Servizi ha già liberato la zona dai detriti ammassati dalle mareggiate, siamo alle fasi finali, ma poi dovrà partire il lavoro di riqualificazione vero e proprio. Noi non sappiamo ancora niente. Noi abbiamo avuto la riunione circa un mese e mezzo fa, dove eravamo col segretario e i tecnici, ha parlato solo il segretario, ci ha detto che faranno qualcosa, ma non sappiamo cosa e quando. Non faranno il campo giochi. Dove metteremo la gente? Quanta gente potremo fare? Le gabine in su che sono tutte rotte, chi le metterà a posto? Non sappiamo niente. Ma quindi soprattutto riuscirete a ripartire quest'anno, quest'estate? No, difficile, molto difficile, anche perché non sappiamo quanto fare gli abbonamenti. I banini ci hanno mandato alla cooperativa Lase che usufruiscono, noi usufruiamo dei banini, ci hanno mandato dei costi in aumento rispetto all'altro anno. Se non si muove il segretario non lo sentiamo. Professor Torbianelli ci convochi per sapere le modalità dei lavori e cosa faranno. Per esempio il bar, la mareggiata l'ha distrutto, sì. Il bar non si farà. Sullo sfondo il pericolo costante di nuovi ingressi da parte degli ignoti che stanno facendo razzia di qualsiasi oggetto agli stabilimenti CRAL e Ferroviario. L'ultimo episodio che ha danneggiato ulteriormente i bagni, quello di venerdì notte. Qualcuno ha rubato i 600 metri di cavo che passano attraverso l'ex stock per portare l'elettricità. Ladri di rame, questa è la terza volta nella storia degli stabilimenti balneari. E questo è il cavo che porterebbe quindi l'energia elettrica sia a voi che al ferroviario? Che al ferroviario, a tutti e due purtroppo. Saremo al buio, sarà più. Andiamo ora verso le elezioni comunali a San Dorligo della Valle, Sgonico e Morrupino. Sono state depositate le liste a sostegno dei candidati a sindaco dei 3 comuni. Vediamo. Tempo scaduto per presentare le liste. Da mezzogiorno è completo il quadro dei candidati alle elezioni comunali dell'8 e 9 giugno per i 3 comuni che vanno al rinnovo in provincia di Trieste, Sgonico, Monrupino e San Dorligo della Valle. Un quadro simile nei primi 2 comuni, entrambi con 3 candidati a sindaco, dove le prime cittadine uscenti puntano alla riconferma e il centrosinistra si presenta diviso. 4 invece i candidati a San Dorligo per prendere il posto dell'uscente Sandy Clun. Ma andiamo con ordine. A Sgonico torna in campo Monica Hrovatin, che punta alla seconda riconferma sostenuta dalla lista di centro-sinistra Skupai Insieme. Dovrà vedersela con Mirko Sardoc, già suo assessore e ora candidato della squadra comune per Sgonico, nata dallo strappo della slovenska Skupnost e dall'Alleanza Verdi-Sinistra. Il centrodestra compatto presenta invece Chiara Puntar. Stessa dinamica nel piccolo comune di Monrupino, dove la scissione del centro-sinistra ripropone il duello di 5 anni fa tra l'uscente Tania Cosmina e Martina Scabar, con il terzo incomodo Fabio Tognoni che mira a strappare la vittoria con la lista unita di centrodestra. Più articolata la situazione a San Dorligo della Valle, dove i candidati sono 4. Giorgio Marchesic con la Federazione del Territorio Libero di Trieste, Roberto Massi che corre con il centrodestra per San Dorligo della Valle, a cui si aggiungono le liste Gombac e Uniti, Alessandro Coretti, Alexander sostenuto da Slovenska Skupnost, Partito della Rifondazione Comunista, Sinistra Europea, Patto Perdulina e Partito Democratico, e Roberto Drosina dei Verdi Territorio Ambiente. Sempre politica, anche il Movimento 5 Stelle si oppone al trasferimento dei migranti dal Silos al campo scout di Camposacro. Sentiamo. Dopo la petizione firmata da metà dei residenti di Camposacro per fermare lo spostamento dei migranti attualmente al Silos nell'ostello scout della frazione Carsica, ora è il Movimento 5 Stelle ad opporsi al progetto, rivendicando la necessità di tornare a quello originario, il vecchio mercato di via Flavio Gioia, accanto alla stazione, da recuperare e rendere fruibile. Una soluzione potrebbe essere l'ex mercato della stazione, anche perché è centrale anche rispetto agli uffici presso i quali i migranti si devono recare e anche rispetto alla stazione dove i migranti spesso si recano, anche per altri motivi.
Per arrivare all'obiettivo, ricorda il responsabile giovanile del Movimento 5 Stelle locale Enrico Sossi, mancano però alcuni passi fondamentali, a sua detta, da mettere in campo quanto prima. Manca solo il sopralluogo da parte del Consiglio Comunale che non viene concesso, anzi siamo oltre i termini del regolamento. Auspichiamo come opposizioni che la maggioranza in Consiglio Comunale si sbrighi a concedere questo sopralluogo. Fatto il sopralluogo saremo in grado di capire se l'ex mercato della stazione, che è di proprietà del Comune e che attualmente è inutilizzato, potrebbe essere una buona alternativa per questo centro ad alta rotazione per i migranti. Ci fermiamo per la pubblicità e ritorneremo tra poco con altri servizi. Riprendiamo con il telegiornale. Dopo l'annuncio di privatizzazione degli asili a partire dal nuovo nido di Roiano, ora il Comune taglia i servizi sociali destinati ai minori e alle famiglie. Questa è la denuncia della CGIL. Sentiamo il servizio di Laura Buccarella. Il Comune sembra avere un disegno, quasi una crociata, contro i bambini e i minori di questa città. Dopo la privatizzazione dei servizi educativi con la nota vicenda del nuovo asilo nido di Roiano, ora la riduzione secca dei servizi sociali ai minori e alle famiglie. È quanto denuncia la CGIL Funzione Pubblica. Secondo quanto riferito dal sindacato in conferenza stampa, l'amministrazione del Comune di Trieste ha dato al Dipartimento dei Servizi e Politiche Sociali l'indicazione di contenere la spesa per i servizi dedicati ai minori e alle loro famiglie già nel corso del 2024. Attualmente sono circa 70 gli assistenti sociali che si occupano di minori, per un totale di circa 1400 interventi. Vogliamo fare anche questo focus su anche questa disposizione che l'amministrazione ha dato di ridurre le spese sul sociale, degli interventi che le assistenti sociali fanno sui minori. Viene detto sostanzialmente che bisogna ridurre le risorse stanziate già entro il 2024. Per fare questo viene detto che non si possono assumere degli interventi nuovi su altri bambini, quelli che ci sono vanno chiusi e si possono aprire nuovi interventi su bambini o su minori solo a fronte della chiusura di un intervento precedente, quindi diciamo pareggiando, non si può andare in aumento. Esternalizzazioni, miglioramento del servizio, turnover e gestione del personale. Sono diversi i temi messi sul piatto dal sindacato Wiltec in presidio ieri assieme alle altre sigle e ai lavoratori in sciopero per chiedere risposte al gruppo ERA. Vediamo. Ieri il presidio, la protesta proprio qui in via dei Rettori. Allora, qual è il punto della situazione? Cosa chiedete per lavoratrici e lavoratori in merito proprio alla gestione anche dei servizi ERA e ovviamente anche del problema dell'organico? Servono delle risposte immediate per quanto riguarda le esternalizzazioni che a nostro avviso negli ultimi anni sono aumentate sempre più, riducendo il numero degli organici. A discapito questo della qualità del servizio, della vita degli stessi lavoratori, e ci preoccupa anche mantenere gli stessi standard qualitativi del servizio e che alla fine interessano anche a tutta la cittadinanza. Ricordiamoci che negli ultimi anni il gruppo ERA sta macinando utili record, si parla quest'anno di 245 milioni, l'85% di questi utili è destinato a fondi privati o a enti pubblici, solamente il 15% verrà destinato reinvestito all'interno dell'azienda. Noi chiediamo che questa percentuale aumenti al fine di incidere sul numero occupazionale, migliorando appunto la vita delle lavoratrici e dei lavoratori e migliorando anche il turnover, che a nostro avviso in questi anni la politica di turnover è inadeguata se non assente. Chiediamo inoltre di rivedere il protocollo degli appalti per evitare il vergognoso fenomeno del dumping contrattuale. Quindi anche in modo tale che le amministrazioni pubbliche, i comuni abbiano più voci in capitolo sulla partecipazione anche di strategie decisionali, logistiche di questo tipo. Certamente, chiediamo appunto anche ai sindaci di tornare di nuovo a incidere sulle governance del gruppo affinché il gruppo ERA continui ad avere un ruolo industriale e non solo finanziario. Giovedì sera, 9 maggio, il Teatro Verdi omaggerà la figura di Lelio Luttazzi con un concerto in occasione dei 101 anni dalla nascita del grande artista triestino. Il servizio di Laura Buccarella. È un
romanzo triestino, la vita di Lelio Luttazzi. Nato in città e trasferitosi da piccolo a Prosecco, dove apprende le basi del pianoforte dal parroco sloveno, allievo del liceo Petrarca col nipote di Italo Svevo, inizia a suonare a Radio Trieste, quindi dirige l'orchestra del Politeama per il cantante Bonino, per il quale scrive Giovanotto Matto. Grazie a quel primo successo ai proventi SIAE, dopo la guerra si trasferisce a Milano per l'avvio della sua straordinaria carriera, che lo vede protagonista a teatro, in radio, in televisione e al cinema. Legata ad uno scoglio, ti voglio baby, così quando mi sveglio, col sorgere del dì, ti trovo che aspetti, legata a quello scoglio lì. Il Teatro Verdi, con la Fondazione Lelio Luttazzi e il sostegno della Regione, omaggia il genio eclettico dell'artista triestino con un concerto in programma giovedì 9 maggio alle 20. E ci sarà l'occasione per sentire delle musiche che rientrano nel mood, diciamo, che appartiene anche al maestro Lelio Luttazzi, e quindi eseguiremo nella prima parte con la nostra orchestra sinfonica diretta dal maestro Mianiti le danze sinfoniche di West Side Story di Bernstein e successivamente un americano a Parigi di Gershwin, pensando, come dire, di fare un giusto omaggio al maestro. E poi nella seconda parte del concerto ospiteremo Danilo Rea, quindi un celebre jazzista che, immagino su idee musicali del maestro, si esibirà nelle sue improvvisazioni. Passiamo ora allo sport, ricordandovi che, visto che parleremo di calcio e di Triestina, che proprio la Triestina scenderà in campo sabato allo Stadio Rocco nella sua prima partita dei playoff che cominciano però nella giornata odierna, e proprio dalla giornata odierna uscirà la sfidante della Triestina, quindi che l'Unione affronterà a Rocco nella giornata di sabato. Il capitano Alessandro Malomo e il suo partner difensivo Kiki Struna ieri sera, durante il Caffè dello Sport condotto da Marco Stabile, hanno lanciato la prima sfida di playoff promozione della Triestina, che è in programma, come detto, questo sabato a Rocco. Vediamo un estratto della puntata di ieri sera. Innanzitutto un'anteprima, in questa inquadratura a 3 alla mia sinistra vedete già che abbiamo la difesa a 3 della Triestina di sabato. Al centro c'è Walter Topan, telecronista di Sky, improvvisato centrale. Sì, io mi trovo meglio braccetto di destra, ma per stavolta mi adatto. Sicuramente adesso inizia, diciamo, un nuovo campionato. Abbiamo tanti buoni giocatori, tanti giocatori anche che possono entrare a partita in corso, l'hanno dimostrato durante l'anno e quindi noi ci crediamo. La verità è che io sono innamorato di questa città, di questa piazza, di questo stadio, e per me è veramente un onore essere qui e poterci giocare qualcosa di importante con addirittura la fascia da capitano. Bisogna cercare di crescere difensivamente. Sì, quando si parla di difesa dobbiamo parlare di tutta la squadra, si difende tutta la squadra. Sicuramente dobbiamo stare compatti, aggressivi e non dobbiamo concedere tante occasioni. A volte mi arrabbio anche con i ragazzi più giovani, perché a volte, soprattutto in allenamento, poi in partita non succede molto, però abbiamo poco equilibrio, nel senso siamo tenuti ad andare e poi tanto dietro qualcuno la sistema, però non è proprio sempre così. Non è così. Non è sempre così. Soprattutto difendere a 3, se poi i 2 laterali giustamente secondo me devono andare entrambi, qualcuno deve rimanere davanti ai 3 difensori, perché si difende sempre minimo in 3+1. Più difficile da marcare sicuramente Redan. Sì, perché è molto rapido, poi come ha detto Ale è molto imprevedibile. Quando marco lui è sicuramente difficile. Sì. No. Come hai detto tu, Vertainen è in un momento d'oro, sta molto bene sia fisicamente che mentalmente, quindi spero che possa dare, sono sicuro che darà il suo contributo, ma comunque Lescano è un giocatore che forse nelle ultime partite non ha segnato, però 16 gol ha fatto, è abituato anche a giocare questo tipo di partite, quindi è un altro campionato, quindi quello che è stato fatto si azzera, abbiamo il vantaggio di avere 2 risultati su 3, che non è poco, anche se sono convinto di quello che dico, dovremmo giocare per vincere.
Prima di salutarvi vi ricordo l'appuntamento di domani mattina con Sveglia Trieste, a partire dalle 7 con la rassegna stampa. Gli ospiti saranno Giorgio Marchesic, portavoce della Federazione del Territorio Libero di Trieste, e torna a trovarci, in questo caso il mercoledì anziché il venerdì come era di consueto, il dottor Dino Cafagna, esperto di storia e cultura triestina, quindi con lui dalle 9 alle 10 un approfondimento sui temi legati al passato di Trieste. Sarà un appuntamento che poi riproporremo a cadenza bisettimanale, quindi una settimana sì e una settimana no, il mercoledì dalle 9 alle 10, sempre con il dottor Dino Cafagna. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, restate con noi, c'è l'approfondimento con il medico Informa subito dopo la pubblicità. Arrivederci.